con tante luci mirabolanti. Il potere è una corazza di denaro, ma chi l'ha detto? Un sorriso non ha valore perché cambia il tuo umore. La gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Un ragazzino impertinente credi d'essere divertente, guarda ora tra le tue mani cosa stringi per il domani. Io c'ho tutto, ma forse niente, tanto il mondo è divertente. Un sorriso non ha valore perché cambia il tuo umore. La gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Il mondo è bello perché è blu, sì, ma ora è grigio, guarda, l'hai voluto tu. Ricordate che la gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Grandissimo. Buonasera, un applauso per Dinfai alla Cortex e anche al pubblico che lecca da Urus, gnota bevi un tai alle cantinute dal Borg con il nostro Stir Sandro. Decime puntate, musiche suggestive. C'è di tu Mauro, podinta cale grande. Allora. Io direi anche di fare qualche domanda, magari tu parti il microfono a Cortex. Cortex è un cantautore triestino e di fatto in queste due puntate si va in proprio televisite dai cantautori triestini e è una scena musicale ad alto livello che accade qualche anno in daura e che sta dando grande soddisfazione. Cortex ha vinto anche tutta una serie di premi a torta aiuti in periodos, si sta facendo valere la mettuta ad un disco. Ecco, la felicità dei bambini non sta nei soldini. Ecco, le tue canzoni, ma tu capisci anche a del Furlan e sono feveling anche di impegno sociale, anche queste è un particolare di Cortex. Ecco, le tue ispirazioni, i cantautori che tu hai schiappati sicuramente d'oltreoceano e poche o saresti disi in Europa. Ecco, qui sono i cantanti che tu hai sentito con attenzione. Guarda, io ho ascoltato molto musica italiana, diciamo. Per questo disco mi sono ispirato anche soprattutto a Rino Gaetano, Lucio Dalla, Ivan Graziani, poi anche cose oltreoceano, John Spencer, Blues Explosion, i Black Keys, che sono tutto gruppi blues, tutto il blues insomma dell'America e dell'Inghilterra, anche Jimi Hendrix, insomma mi piacciono tantissimo, gli Zeppelin, anche i Beatles, insomma siamo in un locale in cui i Beatles sono onnipresenti. Sì, comunque io mi ispiro molto al cantautorato all'italiana, no? Così. Qual è l'attualità di Rino Gaetano dal 2015, Cortex? L'attualità penso sia cioè, a parte Rino Gaetano adesso non c'è più, io penso, forse non ho capito la domanda. L'attualità di Rino Gaetano. L'attualità fa conto, allora avevo capito giusto. No. L'attualità è, ad esempio, se tu ti ascolti Non te regge più, è una canzone, Rino Gaetano scritta più di 20 anni fa, ci sono nomi di politici, di gente che c'è ancora nella nostra società, che fanno dei danni incredibili per la nostra società. Benon, insomma. Ecco, io direi anche di presentare gli ospiti, un scrittore e un semiologo. Ecco. Mi pare che le serate sarà estremamente interessante. Ecco, ringrazio il regista Omar Costantini che dopo l'intervegnerà di lui. E dopo mi ha detto non mi avessi presentato, ma come lo presentavi? È il vecchio, sì, dimmi. Scusa Mauro, va detto che lui anche chiacchierava i nostri musicisti, allora comunque è inquadrato, se come sta la biodice che sta facendo. Signor Sessiores, Luciano Lunazzi, mandi Luciano. Ciao, buonasera. Ecco, volevo dire buon anno, ma insomma si parte in delante. Va sempre bene di che Timski. Mauro, io partirei sul mio vicino, Renzo Brollo. Allora, sto collega anche. E tra l'altro sì, scrittore anche lui. Allora io direi, intanto din con l'aiuto dei nostri registi i suoi libri. Allora, racconti bigami
dopo se ti perdi tuo danno, Metalmeccanicomio, mio fratello muore meglio. Tra l'altro, fra un po' mi sa che vorrei di tornare a clamarlo perché lei è iperattivo chi sto. Allora ti faccio 3 libri, E ti 3 libri a Mancul, no? Dopo tra l'altro ho vinto di riguardanti una roba che un test è diventato anche un film e una scena teatrale. Allora, Renzo, di dove la vegne fur tutte che verve creative? Le domande, però non hai la risposta. Le sonie, le femmine rabbiose? No, ben sorprende femmine, quindi non ha colpa di biade. No, pensi un po' dal mio lavoro che è all'opposto da scrittura, le masse sistematiche, insomma, l'impiegato, metalmeccanica, è quasi noioso, no? Il quasi, le noioso. Quindi è un'evasione. Sì, dopo avevo in fur, probabilmente io l'hai vedente, sempre plasu scrivi, prendi duzzi per plasu lei. Io sono un lettore compulsivo che lei tal cesso, che lei le etichetti, che non ha i libri, sicché alle partite di lì e dopo i taccata scrivi a mi piace e quindi si può continuare. Conti scurti, se dopo è diventato una storia sempre più lunga che si era dentro un libro e se la tende avanti così. Ecco, tra l'altro tu sei anche recensore perché tu lavori. Siccome sono recensore Cragnin, mi mandi i libri, allora io lei e io recensisco, però si scoglie lei di corsute ogni disegno, però il biela lei che lei di tutto. Ecco, io ricorderei anche una roba che tu hai fatto quest'estate, lei mi una bella iniziative fatte a Glemone di cui sono stato anch'io protagonista in una simpatica serata, lì che tu hai genialmente accompagnato doi giai, ovviamente tabanti di Rossank, a un vin rosso. Sì, io volevo portare a Glemone un po' tutti i generi letterari, vinto la possibilità con Mangia Librica, che è il sito romano, che recensissi, aveva la possibilità di conoscere tanti autori e un po' spaziare in tutti i generi, e che a volte lì è voluto abbinare il vin rosso al giallo, dal libri, e viene su un bel dopo mezzì alto elevata alcolica, dopo in degustazione, mi pare che sono la svia di contenti, ecco. Anche tu eri tu contento, Mauro, a proposito? Anche magari c'eri un po' stuato, però io farei una domanda. Non è il plin glemonese che non vinchi in questa trasmissione? Allora, Glemoni è una fucina di artisti, di musicisti, di scrittori. Isa le Laiar, Isa il vulcano che le sotto, c'è Isa? No, sarà... Il terremoto? No, io di solito tento a slontanarmi anzi di questo argomento. Ma probabilmente la contaminazione da chiarni e dal mare, che hanno le masse lontane, quindi si arrivava un po' di tutto anche a da portare. Io penso che sei che è sempre stata una tradizione musicale, prendi tutto a Glemone con tanti gruppi rock. Anche tu con i Bacan, tra l'altro. Con i Bacan, sempre lì si squindus, ma i fasin anche non si muoiono, mi sa che non muori mai. Non scoppi. Quindi io penso che sei partiti lì dal fermento musicale, dopo con le nuove tecnologie si sta a momento, arriva anche a scritture, a conoscere altri robi, ecco. Beh, insomma, ecco Renzo, io volevi giusto farti una domanda, prendi passare a Giorgio Iannis, l'esperto di rete, il semioliche che viene qui con noi, che tra l'altro alcune anche spazi un po' dappertutto, per televisione, per radio, a Radio Onde Furlane. Ecco, il rapporto di musica e letteratura, ecco, a volte si vede scurato come Bacan, par Furlan, sempre tanti testi con tanti storie di paese, però sono storie proprio interi, non sai, o pensi a Costantin, che è un dei talks preferiti de prima maniere, ma anche Madins, ecco, in dove che si conta in storie, si conta in emozioni, ecco, c'è rapporti tra letteratura e musica? Personalmente io quando contribuisce ai test dai Baccani cerco sempre di avere una storia che aveva un senso, un principio e un mio ne fine, sarà la mia indole, insomma, queste. In tutti i dischi si vince sempre comunque di mettere dentro al di extra niestri o sempre una poesia da Modotti o una chianta ispirata a 900 di Baricco, robe che comunque assileas e che non fosse una semplice tra virgolette chiante d'amore o un test che non voleva di nuie, non si è sempre importato tanto di alca anche da speraulis in Furlan perché le sono poco produttivi in che senso chita se sono in i fasi chianti ma durano un mese la gestazione perché ci rende curante il test insomma perché non si passa non.
Beh, insomma, queste sono le robe, prendi di passare, insomma, un altro talk di Cortex, che tra l'altro è il personaggio che vince un gran plaisir chi con noi, e fevelin con Giorgio Iannis, le reti, il Friuli, le Vignesi e Giulia, ecco, le reti in tutte le state italiane poche diffondute, anche che insomma non si scherza assolutamente. Ecco, ci ringo un po' che di capire il rapporto che ha in Furlan, ma anche il Triestin con le reti. Ah, beh. E non ti vedo tanto entusiasta. No, però possiamo fare un discorso interessante, in quanto la rete non è il luogo dell'omologazione, la rete è il luogo in cui le diversità linguistiche, culturali, antropologiche delle varie nicchie con cui abitiamo questo pianeta possono emergere. Ci sono delle presenze in rete di luoghi connotati linguisticamente come friulani, ad esempio, come triestini, e nessuno può dire niente riguardo a questi luoghi. Sono dei luoghi che hanno tutta quanta la dignità di esistere, creano una loro community, che è la cosa importante in rete, ovvero un aspetto di ascolto, un insieme di persone su cui interagiscono su determinati argomenti, vari argomenti. Non è una questione di cercare per forza l'omologazione all'interno della rete. La rete permette di nascere e di far fiorire, di far proliferare comunità diverse riguardo agli argomenti e, perdonami, riproporre ulteriormente la questione della salvaguardia oppure di alcune nicchie culturali all'interno della rete non ha molto senso. La rete è un luogo dove non ci sono confini, non ci sono limiti geografici. Poter abitare tutti quanti insieme, anzi arricchirsi della compresenza culturale, dello scambio, del confronto, è esattamente la rete, il luogo in cui il modo migliore per fare questa cosa è in rete, certamente. Ecco, sareste dire insomma che le reti, questo indulà che viudarin anche il futuro, anche se le pessimiste riguardo i nostri territori. Cortex, ecco, c'è Sintarino, qual è la canzone che ci farai ascoltare, che tu non sfasarai sentire a chi spondo? Fas bilangal così dopo lo Udin e magari lo fasin anche capire un po' d'ot. Adesso vi faccio una canzone che si intitola Complicare. Ah, ecco, di una robe complicate a complicare anche mo, che chi ha le Cortex. Complicare oggi è facile, se un'anima poi è semplice, si innamora, diventa debole, ma è una bugia, tu non ci crederei. Giorno per giorno potrai costruire ciò che non puoi nemmeno immaginare. Dentro di te la cosa ti fa soffrire, la devi subito eliminare. Mi piace vivere in un mondo sereno, sì, ma qui oggi è tutto un veleno. Un raggio di sole mi fa emozionare, sono un romantico, cosa ci posso fare? La 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 l'amour. La soluzione non ti potrò dare, solo tu potrai capire che non ti posso insegnare ciò che dovrai costruire e non mi resta che aspettare. Tanto a me piace cantare, ma al domani non voglio pensare, se con te non potrò stare. Mi piace vivere in un mondo sereno, sì, ma qui oggi è tutto un veleno. Un raggio di sole mi fa emozionare, sono un romantico, cosa ci posso fare? La 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 l'amour.
Cortex, chi con noi a Osterie TV, insomma un grande artista che vi vuole l'occasione proprio di ve, ma si dedica in per 2 puntate, Mauro, proprio agli artisti di Trieste, dettagli una bella scena musicale, ma anche culturale, tu vedrai che varin anche dei che vignara a Tanus in Osterie TV. Ma ho penso di sì. Io tornerei al nostro scrittore. Allora, è il fil comune che le tue scritture. È un vene di surrealismo in tutti i libri, si ho tentato di chiavare ma non ce fa. A me vengono fuori sempre scene assurdi, surreali che dicono che dopo io arrivo a Sierra, ma fatto sta che anche i tasconti scurti si non mettono dentro altri di particolare che non c'entrano noi, o fatto sta che non possei, non ha nessuna regola, è tal fil di ogni libro l'hai chiattato, insomma, e mi piace e continua a farlo. Ecco, io ai nostri ascoltatori, siccome CRS a mancul un evento ID di l'avvio del profilo Facebook di Renzo Brollo, che se sono robe spettacolari, no? Ma che stai subito di gnot? No, mi viene su sul momento. Il problema è che sei su mie di Che sono veramente sfogo tipo sclicciambrus, passarmi l'espressione. Sono qualche suo rabbioso, mi viene su e io lo smetto. La tecnologia lo permette di mettersi in diretta e al diavolo lo fa. Ecco. Sì, sono giornate estuarte le aforismas di Renzo Brollo su Facebook, le giornate diventano subito BL di Sorelli. Bene, allora, Fevelin proprio con il nostri semioli Giorgio Iannis, esperto di rete. Ecco, tempi da ora, ad esempio, il SID al Comune di Udine è stato definito un dei migliori dalla Stato italiano. Le rete sarebbero disi anche le amministrazioni pubbliche in Friuli a Trieste e anche delle situazioni di eccellenza. C'è anche, però ci si può dare il fa di migliore, ad esempio vengono anche iniziative come il Friuli Future Forum, in cui che tutto collabori anche in maniera strente, che non si facciano rifletti sul futuro. Il futuro è anche le reti, ma sono tutte queste maniere per collegare tutto il monte, sono tutte per via di un Friuli e Trieste in tutto il pianeta. Vabbè, certo, c'è un ragionamento da fare che riguarda molto poco la rete in realtà, i comportamenti delle persone in rete, ed riguarda una cosa molto tecnologica, molto hardware per così dire, cioè l'infrastruttura tecnologica. Credo che sia una vergogna nel 2015 dover ancora... L'assessore l'ha annunciato che cade un anno, lo annunciavi anche di Science in da ora e se si sta sui collegati, certamente. Non lo sai. Difatti siamo qua ad aspettare i comunicati stampa, ogni 6 mesi accade qualcosa. Tu dici che sono buoni su uffici stampa. Ma, a fare i comunicati stampa sono bravi tutti, superare il digital divide, cioè il divario, lo spartiacque digitale direi, cioè il fatto che ci sono molte persone in questo momento, pezzi di territorio geografici importanti non connessi in maniera adeguata al 2015 con connettività veloce alla rete internet, è una questione di civiltà della specie umana. La civiltà si misura ormai in base alla possibilità per le persone di esercitare un diritto di cittadinanza, di poter accedere alle informazioni, esprimere se stessi, poter partecipare a discussioni civiche, cittadinanza digitale e un sacco di argomenti. La regione Friuli Venezia Giulia non è messa male. Il comune di Udine a sua volta ha fatto importanti passi proprio recentemente riguardo la connettività veloce digitale. Parliamo di banda larga, cioè di una capacità decisamente sufficiente ai tempi in cui viviamo. Il lato delle imprese che tu citavi attraverso Camera di Commercio e Friuli Future Forum in particolare risente in effetti ancora di una certa arretratezza. Ed è un cambiamento culturale in questo caso, non tecnologico. L'adeguamento ai nuovi modi di fare comunicazione, di fare marketing, di mettere in scena se stessi, di promuovere attività commerciali, certo senza alcun timore, in maniera però aggiornata, comprendendo quali sono le dinamiche, le grammatiche della rete, è qualcosa che va compreso rapidamente. Noi siamo da questo punto di vista qua, ripeto,
più culturale che tecnologico abbastanza indietro. Ci comportiamo come se la rete fosse ancora la stampa o la televisione o i media tradizionali. In realtà ci sono grammatiche nuove di cui di cui rapidamente essere consapevoli e adeguare il messaggio al contesto, che è una regola che vale sempre in fin dei conti. Ecco, il nostri discorsi, le partite, il discorso fra me e Giorgio Iannis, c'è curiosità a Trieste qualche anno in daur. Ti visito, insomma, in un camp che si era da volta al vecchio etnoblog, che era Trieste in città vecchie, e di lì sin partis proprio resonante. Ecco, dal 2008 c'è passi in denaro sono sta sfas, non mi pare granché. Erano i migliori ciurviei delle nostre zone, ma anche di Lubiana e di altri paesi, c'era anche ad esempio Paolo Rumiz e tanti altri. Sì, il ragionamento lì riguardava il fatto che non bisogna guardare la rete come qualcosa che abita da un'altra parte, in un altro territorio, slegato dagli atomi, no? Dal luogo in cui viviamo, che possiamo calpestare fisicamente. La rete è qualcosa che riguarda il nostro abitare concreto sul territorio nelle sue dinamiche. Già quella volta, e parliamo di 7 anni fa in fin dei conti, si cercava di coniugare, di mettere vicino le possibilità che la rete offre alle collettività di abitare in maniera più consapevole il territorio. Ho capito che posso mandare una mail a Tokyo, no, da 15 anni con facilità, ma l'importante è riuscire a costruire delle relazioni interpersonali, di comunità, di relazioni tra le persone che riguardano delle cerchie vicine o comunate dagli stessi interessi, dall'importanza dei ragionamenti sul territorio. Questa cosa qua un po' si è mossa, non posso essere completamente negativo, se non altro le collettività hanno preso consapevolezza attraverso varie dinamiche del nostro abitare sia sul territorio fisico sia su quello digitale in un luogo circoscritto, e piano piano stiamo vedendo emergere l'identità territoriale mediaticamente rappresentata, mi verrebbe da dire, cioè attraverso le rappresentazioni nei social network emergono dei luoghi di aggregazione delle collettività. Ecco, i social network che diventano i new spaces, nuove places, virtuale, no dome, proprio in questo periodo, perché dopo da ora sono delle persone che si chiatano. Ecco, sono virtuali, ma sono molto reali. La parola virtuale non è certamente la migliore per identificare il popolo della rete non esiste. Non esiste, infatti. Sono persone con nome e cognome, fosse anche Facebook, che è uno dei certamente più importanti, ma non è l'unico social network, e lì accadono delle cose molto importanti. Accadono delle prese di posizione, accadono delle petizioni popolari, accadono delle prese di consapevolezza riguardo atteggiamenti che riguardano, potrebbe essere un traliccio, una diga, un fare territoriale molto concreto. Ecco, una grande socialità. Ecco, io i diseressa al nostri registi di fare una roba biele, inquadrare il nostro pittore, perché voi ovvino il pittore che le in tinte, no? E il quadro le in tinte con le mai di Lunazzi. Allora domanderei, come tutti gli artisti, tu hai il periodo verde, no? C'è corrisponde. Ecco, green, comunque così, perché sta arrivando la primavera. Ecco, perché parte è arrivata la primavera. Sono i giorni della merda comunque. Ostia, ma tu vuoi due previsioni per domani? Ricordati che con la L. Con la L. Ecco, insomma, a chi sponte, quindi saluta. Capito, che chi ha le Cortex, sì, me, ecco, le prime che sta le brollo, sì, noi sappiamo anche un po', lei sa il Mauro Tonino. No, ma chi altri, ecco, che sta Tonino mi si è dismenticato. Si è dismenticato, signor, va bene, dai, la bene le prossime volte. E dopo il pretende che ti oleni in penarello. Ma insomma, non tu non fai, cioè Mauro Tonino, ecco, insomma, lei mezza birra. Ecco, insomma, è buon birre per il nostro artisti, grazie artisti, insomma, alle prossime puntate, chiaramente sempre inverno, perché è il periodo inverno, ecco, verde magari sarà viola, vediamo. Ecco, bene, insomma, che deciderà lui. La sigla Cortex, ecco, un'ultima domanda a Cortex, c'è che non stiante le canzoni, ma anche c'è il futuro di Cortex a livello discografico. Futuro a livello discografico, allora il 23 febbraio viene fuori il nuovo singolo del nuovo disco, che c'è un po' su iTunes, su tutte le altre piattaforme digitali. Io sono prodotto adesso dalla Money in Alto Records, che è un'etichetta di Milano. Potete andare sul mio sito www.linettacortexmusic.com, se il regista guarda inquadra qui, potete, in sovraimpressione c'è il tutto.
E io comunque sono legato a Udine e al Friuli, perché il primo disco è stato prodotto da un'etichetta di Udine, se non lo sapete, si chiamava Arab Ship, che era l'etichetta in cui c'era Teo Teardo, ad esempio Francesca Luzzi, Andrea Sambuco, che adesso è diventato Ruggero dei Timidi, sta facendo scalpore su ATV e in giro per l'Italia. Quindi io vado super fiero di queste collaborazioni. Purtroppo dopo adesso l'Arab Ship non esiste più, però io sono stato molto fiero di aver collaborato con loro e sono legato insomma a questo territorio per queste vicissitudini qua, insomma sono noi molto si felice. a Cortex e nos Plus, insomma Sitilu e mandi Mauro Tonino, mandi Renzo Brollo, mandi Giorgio Iannis, mandi all'Artista Inverte, insomma le prossime puntate di Osteria TV alla Cantinetta del Borgo, Vicolo Silio a Udin e il Neistri insomma titolare Sandro Alit Calpai di Bevi di Mandia Parducci. Grazie naturalmente a non di tutte le nostre trasmissioni. Cortex. Vivere quietamente nella propria condizione, Leopardi lo diceva, cioè felicità, felicità, lo sguardo ed il sorriso con gli occhi da bambino, la festa dei miei anni continua giù in giardino, felicità, felicità. Fermi un istante nella tua immaginazione, quando non sai più se è realtà o delusione, ma è felicità, felicità. Suonare la chitarra e cantare un'emozione, il mondo che era grigio ora è tutto un'illusione di felicità, felicità, stringere una donna ma non per farle male, per volerle bene e sentirla più vicino, felicità, felicità. Fermi un istante nella tua immaginazione, quando il tuo cuore sobbalzava un'emozione di felicità, felicità.